Parliamo ora di vela per il 31esimo anno consecutivo. Nel fine settimana si è svolta a Cavallino Treporti una tra le più importanti regate di vela giovanile, il trofeo Marco Rizzotti. A vincere nuovamente un team della Florida, seconda l'Italia e quinto il Veneto. Vediamo. Molti dei grandi velisti di oggi sono passati di qui. Il trofeo Challenge Marco Rizzotti si conferma la più prestigiosa competizione internazionale riservata agli Optimist, le imbarcazioni con cui avviene l'approccio alla vela. La regata a squadre costringe i ragazzi non a pensare a se stessi, ma a pensare alla squadra, quindi è un gioco tatticamente e tecnicamente molto difficile da realizzare. Organizzata da 31 anni da Compagnia della Vela e di Porto Velico Veneziano, ha visto quest'anno sfidarsi nella formula dei Match Race, nello specchio d'acqua davanti al camping Marina di Venezia del Cavallino, 4 equipaggi per ognuna delle 16 nazioni partecipanti, tra cui, oltre a 6 italiani, anche i 2 team della Slovenia, Francia, Gran Bretagna, Serbia, Russia, Olanda, Monaco e persino Brasile e 2 team statunitensi, tra cui USA Lauderdale della Florida, che ha vinto per la 4ª volta il Challenge. Alle loro spalle una sorprendente prestazione della giovane squadra nazionale azzurra, giunta seconda, terzo l'altro team statunitense di New York e ottimo quinto posto della squadra della 12ª zona del Veneto.